Via Podgora, via Podgora, via Podgora, via Podgora. Galax mi piaci! Via Podgora, via Podgora. All night long! Via Podgora, via Podgora. Galax mi piaci! Vergognosissimo! E buongiorno a tutti, un sabato mattina, sono neanche le 8, siamo qui con l'amico di Bueris, che si è tagliato la barba, Claudio, l'apicoltore, Il più grosso apicoltore del il Friuli. più grosso, il più grande, 135 kg. anzi ti saluta tua figlia che l'ho vista in cardiologia in ospedale da infermiera, bravissima. Poi abbiamo qua un altro personaggio di Taccento, un amico, un artista, ecco qua, Pasqualino Petris, di Petris e i solisti friulani, ma adesso è solo solista friulano, perché più i figli faremo, ci sono delle belle idee. Ma dove siamo? Siamo dall'amico Lele al vecchio Gori, bere caffettino mattutino, e mi è venuto vieni dietro qua, così ti fai vedere, mettiti qua, ecco, prima mi fa male il braccio, e allora dice, la Barzellettina si parlava dei vecchi tempi, no Lele? E io sono di Udine, lui anche di Udine, eccetera, eccetera. Allora dico all'amico di Bueri, dico, perché noi quando si era già giovani, no? Cioè le prime robe si andava sempre bello rotonita e c'erano le prostitute, non si può dire puttane, le mignotte. E c'era questa signora, la nonna, che è quel bambino, il bambinetto piccolo di 6 anni, 5 anni, che passa per di lì, era queste qua, certo, le macchine ferme, le macchine ferme, lì che si là, e questo bambino vede tutte queste signorine con queste, fuori da questa macchina che parlavano e dice, ma nonna, era nel taxi, questa nonna col bambino, andavano verso via Trieste, a un certo punto lui fa, ma nonna, ma cosa fanno quelle signorine lì? Quelle signorine si fermano le macchine perché loro, conoscendo Udine, gli danno, cioè gli chiedono dov'è la via e loro conoscono tutto, sono lì apposta per dare, no, per dare la notizia, dov'è la strada, quello là. E a un certo punto il taxista ridendo fa, signora, ai bambini d'oggi, a dire la verità, come ti chiami? Matteo, quelle lì sono prostitute, cioè vendono il loro corpo per denaro. Ma stia zitto, lei guidi, no, bisogna dire le cose vere, dopo un po' sai. Ma nonna, quelle signorine lì possono avere anche figli? Sì, possono avere anche bambini e figli e da grandi faranno tutti i taxisti. Un saluto vergognosissimo a tutti da... Ciao. Via Podgora, via Podgora. Via Podgora, via Podgora. Galax mi piaci! Via Podgora, via Podgora. All night long! Via Podgora, via Podgora. Galax mi piaci! Vergognosissimo!